È il processo più importante che si sia celebrato in Sicilia, ma è anche il più dimenticato dall'informazione e dalla politica. E presto potrebbe essere dimenticato anche dalla giustizia, perché la prescrizione rischia di cancellare la maxi inchiesta condotta dalla Procura e dalla squadra mobile di Caltanissetta. E il processo ai due cerchi magici di Antonello Montante, l'ex leader di Confindustria, il campione dell'antimafia, condannato anche in appello a 8 anni. Il primo è il gruppo delle presunte talpe che gli avrebbero svelato l'indagine nei suoi confronti. Sul banco degli imputati ci sono anche l'attuale presidente della regione Renato Schifani e Angelo Cuva, l'avvocato tributarista che il sindaco Roberto Lagalla ha voluto accanto a sé il giorno della firma del protocollo di legalità sul PNRR. Il professionista palermitano è anche coordinatore del tavolo tecnico su fiscalità e bilanci per la città metropolitana. Pezzi importanti delle istituzioni imputati di concorso esterno in associazione a delinquere semplice e rivelazione di notizie riservate. Il secondo reato sta per essere spazzato via dalla prescrizione e potrebbe beneficiarne anche un altro imputato eccellente che la procura ritiene parte della catena delle talpe, l'ex capo dei servizi segreti Arturo Esposito. Nel secondo cerchio magico di Montante c'è invece la politica dentro un contesto di affari. È imputato è l'ex presidente della regione Rosario Crocetta. A Crocetta non gli abbiamo mai fatto sbagliare una mossa, si vantava Montante parlando con le sue fedelissime Mariella Lobello e Maria Grazia Brandara, oggi anche loro imputate, con altre accuse pesanti, associazione a delinquere finalizzata a commettere più reati contro la pubblica amministrazione e altri uomini delle istituzioni ritenuti a disposizione del leader di Confindustria. Nella lista degli imputati figurano anche una seconda ex assessora simbolo della giunta Crocetta, Linda Vancheri, e l'ex presidente di Sicil Industria Giuseppe Catanzaro. È stato rinviato a giudizio pure l'ex direttore della DIA Arturo De Felice, in carica fra il 2012 e il 2014. La procura gli contesta di essersi mosso a comando, avrebbe avviato indagini su richiesta dell'ex leader di Confindustria per colpire imprenditori e giornalisti non graditi. Fra gli imputati figurano poi l'ex capocentro della DIA di Palermo e Caltanissetta Giuseppe D'Agata e Gaetano Scilla. Quindi un funzionario della polizia che era in servizio a Fiumicino, Vincenzo Savastano, a cui Montante avrebbe regalato una minicar per il figlio in cambio di tanti favori in aeroporto. 14 imputati per la prima tranche, 13 per la seconda, che i giudici hanno riunito alcuni mesi fa. Il PM Maurizio Bonaccorso era contrario, il primo pezzo di processo si sarebbe potuto concludere entro l'anno. Attualmente sono in fase di completamento i testi dell'accusa, ma ora c'è tutto il capitolo Crocetta da affrontare e non basterà un'udienza a settimana per salvare l'inchiesta che ha svelato il più grande imbroglio in una certa antimafia. Prescrizione a parte, restano le intercettazioni, anche se Schifani e tutti gli altri protagonisti di questa storia hanno sempre respinto le accuse. Nel gennaio 2016 il colonnello D'Agata fremeva per avere indicazioni da Cuva. Il tributarista rinviava sempre l'incontro perché aspettava notizie dal professore Scaglione. Fine settimana spero di vederlo e poi vedo un po' sta sentenza, disse infine il 21 gennaio. Per l'accusa Scaglione era un nome in codice per indicare Schifani e non c'era alcuna sentenza da vedere. Il colonnello era in agitazione. Il 24 gennaio chiese ancora a Cuva. Poi da Scaglione ci sei passato e Cuva, sì, l'ho salutato, così me l'ha detto niente. E spiegava che si erano dati un altro appuntamento. Qualche giorno dopo a Palermo Cuva avrebbe detto ad Agata che era intercettato e l'ufficiale diceva alla moglie durante il viaggio di ritorno: noi dobbiamo dire al telefono le cose che ci convengono.